La nostra società abbraccia anche altri sport, naturalmente, oltre il calcio, che è la prima attività della nostra società. Abbiamo anche la pallavolo maschile e femminile e il calcio femminile, quindi avremo modo anche di avere delle squadre, speriamo ben competitive. La parola all'assessore La Rosa, assessore dello sport del Comune di Roma. Io in primis ringrazio il Presidente Claudio Valentino e tutto lo staff dirigenziale. Devo dire che è uno staff dirigenziale composto e costituito da amici che conosco almeno da 20 anni. Sono delle persone che sicuramente faranno bene, hanno degli obiettivi molto precisi, delle finalità, è quello di mettersi al servizio dei ragazzi del Carese e cercare di farle socializzare e portare avanti le loro esigenze. Ha detto molto il nostro Gesù, ma è giusto che qualche cosa la dico come io, in quanto assessore alle politiche sportive. Io sono un appassionato di calcio, ho fatto almeno per 10-15 anni il presidente di un'associazione sportiva. Oggi mi trovo a essere incompatibile con l'orario istituzionale in quanto assessore alle politiche sportive, però devo dire con molto orgoglio che quando viene costituita una società sportiva non apre una viagita, apre solamente un'apertura al dialogo, alla democrazia, non alla Queste sono le parole che giustamente ogni amministratore dovrebbe dire e dovrebbe sensibilizzare tutti coloro che fanno parte all'associazione sportiva. Lo sport fa crescere sani, lo sport e le associazioni sportive sono delle associazioni che sono polivalenti, hanno delle funzioni del tutto diverse dalle associazioni culturali. Sono delle associazioni che oltre a essere anche culturali sono delle associazioni che diventano come terza casa, come terza famiglia dei nostri figli, accogliendo in primis dalla scuola, dalla famiglia, dalla scuola, e poi le associazioni sportive diventano una terza famiglia. È importante far crescere i nostri figli con la collaborazione delle associazioni sportive, perché possono dare tanto, e io vedo che in questa associazione, con l'amico Paolo Valentino, con l'amico Santino Lopesti, presidente della federazione di gioco calcio regionale, già dà una certa sensibilità. La sensibilità è quella di portare avanti i nostri giovani e di farli crescere sane e salve, senza diatriba, e di portare sicuramente un pochettino più che altro di atmosfera. Parlo di atmosfera oggi calcistica perché si parla di calcio. Del Carre ha bisogno di calcio, del Carre ha bisogno di sport, del Carre ha bisogno di gente che collabora con l'amministrazione per poter far crescere i nostri figli. Ringrazio tutti voi per la vostra presenza, credo che siete numerosissimi. Il Proflaccio c'è l'amico mio Filippo Di Salvo, che lo vedo lontano, anche se l'abbiamo sempre vicino, anche se l'abbiamo il presidente della BCC, che lo avevo invitato a dire qualche cosa come figura istituzionale, però è giusto e doveroso che voglio ringraziare ancora tutti il presidente della Federazione di Calcio Santino Lopesti, il presidente Carlo Valentino e tutti coloro che fanno parte di questo staff. Secondo me questa associazione andrà avanti, avrà dei progetti e delle finalità ben precise. Scusatemi perché ha detto tutto il vice sindaco, non potrei andare più avanti, vi ringrazio, buonasera. Grazie all'assessore dello sport che ha centrato all'inizio del suo discorso in pieno il principio per il quale nasce questa società. Non a caso lo slogan assessore, come vede, è un nuovo inizio per un viaggio da fare tutti insieme, e spero che in un futuro prossimo tutti insieme saremo anche con le altre società. Quindi il suo aiuto lo facciamo nostro perché è il principio per la quale è nata questa società. Grazie assessore. Adesso avremo 10 minuti di